Cioè, che l'ho visto l'altra sera. Io è un bel po' che non lo vedo. No, ma nessuno di Purtroppo, noi vabbè, mo giustamente è un pochettino più occupato, ci lui sta. sono 7 mesi che sta in un'altra casa perché sta facendo il lavoro a casa sua. Ah, ok, a Quindi cioè, posto. proprio sta A vivendo da posto. eremita, non tiene la PlayStation, non tiene wifi, non tiene niente. Tornato all'età arcaica. Va bene, va bene. L'importante è che sta bene. Così. Allora, dottor Jammox, noi siamo pronti. Io faccio Cioè, puntata partire 4, la una cosa. puntata. Solo una, ne è uscita così. Ehi, cuffie? Cuffiol? Cuffiol? No, però se mi riesci a prendere un Ok. attimo di telecomando dalle... Sì, 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 ma faccio le ultime cose, voglio Io solo invece devo togliere, se non ti spento. preoccupare. Cioè, Oggi è giornata di festeggiazioni. assolutamente. Sono incinto. Va bene, auguri. Mi stai discriminando di nuovo per il mio essere un rapper cinese gravido? No, soltanto auguri. Tu l'hai pensato, perché ti ho visto. Non credo, non credo, ma non credo, Sei Gianmarco. orgoglioso. Continuo a non crederci, Gianmarco. Mo faccio un pupazzo di neve, lo faccio diventare reale, e faccio una Ma cosa a non, tre non, colpi. ma non bisogna arrivare a tanto. Poi quello si incazza e mi insegue con la pistola e mi vuole sparare. Quello è un altro discorso. Tu non fare, se vai in una baita di montagna con una donzella, non fare i riti satanici con i No! pupazzi di neve. Poi succedono i cutscene Ma un pupazzo di neve. e c'è problema. Allora, Gianmarcone. Sono io sono Gianmarcone. Allora, chat qua, il microfono sta andando. Guarda, ti posso sbloccare una cosa che secondo me non hai mai notato. Certo, Vabbè, tu pensi un po' o cartone dei Pokémon l'hai visto, sì, penso sì, così, sì, sì. ok. Faccio pure prime stagioni. Io non so se tu hai mai notato questa cosa, perché io ci ho fatto caso mo dopo tutti questi anni. Ogni volta che esce il Team Rocket Ok. e fanno proteggeremo il mondo con la devastazione, Sì, io sono Jesse, io sono James. No, no, Donald Trump, no, è James, è James. Team Rocket. Quando loro fanno tutte quelle pose alla fine, così, io ci ho fatto la dopo. In tutte le pose che loro fanno, insieme formano la lettera R. Del Team Come Rocket. si Ma quello è il mettono, Team Rocket. perché tu ci hai mai fatto casa. Non so, Giamma, ti dico la verità. Ah, Non lo dai, so. Sarò sincero e voi mettete onesto, non tutto, ricordo. come- Giustamente sono del Team Rocket. io sono Donald e lui è Trump. No, non è che possono uscire con la T alla fine, capito? Ok, ah sì, giustamente qua abbiamo le pubblicità. Un pochettino ce l'hanno accollato, purtroppo. Troppi abbonamenti per la nella vita, Va cioè. bene, ci sta tanto su 30 secondi, li aspettiamo con piacere. Poi quando Salve. poi ad se sono questi a me fa piacere, dai. Io questa con loro, ma la voglio vedere. Holiday Crush. Ehi, Non ho toccato niente, eh. ah no, quando switcha dopo le pubblicità col teleparty. Ah, sì, giusto. Posso. Ho poteri da camaleonte, quindi posso copiare i poteri altrui per circa Ok. 60 secondi. Lei è Allie. Ehi, la vernice la puliscono. Quello che dovremmo fare è spaccare tutto. Ieri sera Kate Dunlap è stata brutalmente aggredita. Ti hanno spazzato via a Eh, metà cranio? I tuoi poteri sono completamente fottuti. Ora non sei meglio di un umano. Ehi, dottor Gold, ti ha fatto nascere. Sono Stone Cypher, Golden. il nuovo rettore. Cypher era lì, a Elmira. Esatto, ed è un tipo losco da morire. Nessuno sa chi sia né quali poteri abbia. Te l'ho detto, sembra uscito dal nulla. Devo accompagnarti alla porta? Thomas Godolkin ha varato un programma di ricerca chiamato Progetto Odessa. Sei tu. Tu sei Odessa. Quel che è successo ad Andre, non capisco perché abbia cercato di evadere vista la sua condizione. Ho un discorso esplosivo per te. E se io mi rifiutassi? Oh, a differenza tua, questa medaglia ha una faccia sola. E Ah, non è c'è vero, scritto. questo fatto il Andre discorso Anderson ha è fissato morto. tutti. L'hanno ucciso i suoi poteri. Non succederà Non sono qualcosa, stati gli così. Starlighter ad aggredire Kate, ma io. il costo della verità. Ecco, oh, c'è anche lei. Verità bomba, Tacci America. tu. Vi benedica il Verità cielo e bomba, stringete cioè, le chiappe la perché tua stiamo verità. per entrare nel Gatrix. Le istituzioni principali, sì, anche quelle che si rifanno al buon Gesù come la Godolkin University,
Stanno combattendo il piano di corruzione degli Woke. Non sono stati gli Starlighter ad aggredire Kate, ma io. Forse lui o lei... Bel modo di far loro capire come vengono contorte le stanno notizie mentendo in e un come vengono patetico identificate tentativo cose di nel modo proteggere gli sbagliato. Starlighter dalla giustizia. Dal punto di vista sbagliato. Ringrazio il cielo per l'esistenza di eroi come Kate Dunlap che si rifiutano di fare le vittime. Sono stata aggredita dagli Starlighter, questo è quanto. Sul perché Jordan abbia mentito così, posso solo dire che Jordan farebbe di tutto per i like. E ora che i panni sporchi sono stati lavati, un'altra studentessa della Godolkin ha deciso di farsi avanti. Ero in bagno a sistemarmi il rossetto quando ho sentito la porta aprirsi. Mi sono voltata e ho visto Jordan con il pene di fuori. Cristo. Eccola, hanno iniziato con la campagna contro, vai, a posto. Fregati. Poi ci stanno quelli che si abboccano tutto. Ho fatto un gran casino. Che cosa pensavi che sarebbe capitato? Senti, è stata colpa mia. Ne pagherò le conseguenze, qualunque siano. No, io sono con te. Maria, è colpa mia. Jordan, sono con te, ok? E poi che cosa potranno fare? Sei al numero 1. Devono accettarlo. Cosa possono fare? Controllavo la classifica. Patriota, fai sparire un attimo. Volevo arrivare in cima. A un Dov'è? costo, No, cazzo. non sappiamo. Non... E ora che è non successo pervenuto. non mi interessa. Quest'università e il resto è tutto così finto. Sì. Voglio solo dire la verità. Ecco. Che staranno facendo? Al tuo posto oppure lo perderai. Salve. Entrate. Eccovi qui. Come va? Seth Reed, Bot Marketing. Un'altra Cos'è volta questo? questo. È il marketing, insomma. Sedetevi. Non body, cioè, ma no. Ok. Allora, qui abbiamo Jordan Lee, capobranco, ma indefinibile, sfuggente, ingannevole. E poi c'è Marie Moreau. Non vederla come un'azione fatta in modo negativo, ma marciaci sopra, lanciando un certo tipo di messaggio e ne guadagni 10 volte È con tanto. grande piacere che vi presento la più grande sfida nella storia Eh. della God U. God U presenta 2 punti, ostilità all'università. 2 punti, Genderbender contro Bloodbender. Un attimo, cosa? Il titolo è provvisorio, tranquilla. Gli autori stanno facendo i salti mortali, sono dei veri figli di puttana staccanovisti. Volete farci combattere? Sì, Ma non è chiaro. Dovremmo scrivere battaglia, bagar, bagar. Non combatteremo. Non avete altra scelta. Perché no? Oh, perché il pubblico ti detesta, Jordan. Hai mentito su Andre e tentato di proteggere gli Starlighter che hanno aggredito Kate. Era la verità. Per quanto mi riguarda è come se avessi fatto un selfie con Bin Laden. Il pubblico vuole vedere sangue e vogliono che ti prendano a calci in Esagerato. culo. Che Tu bell'esempio, obbligherai Jordan. Non potrei prendere Jordan a calci in culo nemmeno se volessi farlo. Sentite, è stata una decisione avventata. In realtà Ma potresti sono sicura scioparli che Jordan tutti, potrebbe però. avere una specie Effettivamente. di ritrattazione pubblica. Ho detto che non avete nessun'altra cazzo di scelta! ecco. Cazzato nero! Fai vedere un accenno del potere. Fai capire una. O potete uscire da quella porta, scendere le scale e salire sul Vedete, furgone che secondo me aspetta lui è voi e immortale, la così. vostra amica Emma per portarvi O a immortale o Ma respawna. lei non ha fatto niente. Perciò non se Dovete ne può più pensarci di prima di cazzo. dare fiato alla bocca. Consideralo un incentivo. È meglio se vado via. Se lo facciamo, voglio la garanzia che non rimanderà nessuno a Elmira. Jordan, non combatterò contro di te. Dovrete combattere di fronte al mondo intero. Sul serio. Ci andrete giù pesanti e sarà Maria a vincere. Posso andare? Tutto Eh questo no. è un Ah, già colpo. pure chi vince, vabbè. Non posso Sente battere per Jordan. il pacchetto Tu sei completo, troppo insomma. dura con te stessa, ma sappi che io credo in te, Maria. Allenato, non mi sembra il cazzo. E dopo il mio addestramento, anche tu inizierai a credere in te stessa. Cavolo, che cazzo. Cominciamo fai un accenno oggi, del potere. alle 15. Ci vediamo dopo, Maria. Non ho intenzione di tornare a Elmira, lo giuro su Dio, Nessuno chiaro? ci tornerà. Ok? Sai Io lì fissamente non ci chi sei torno. adesso, perché Ho rischiare detto se non mi sei così toccare, importante? non ci voglio andare. Non so che cosa rappresenti io per lui. Era lì il giorno in cui sono nata, ma a parte questo io non so altro. E ogni volta che Cypher C'è il vorrà momento che tu io faccia sono tuo qualcosa, padre. si giocherà la carta Elmira.
Questa storia non finirà mai, cazzo. Ho messo il Probabilmente semino, la ho messo mamma il però semino. era già incinta e cioè hanno Kate può fatto manipolarlo. il busto Vaffanculo, no. E ordinargli nell'utero, cosa? quindi non Fermare so il se combattimento possa. e forse leggergli il pensiero per capire che cazzo vuole da noi. Pensateci, non sappiamo niente di lui. Non sappiamo che poteri abbia e che cosa sa del progetto. Andate dall'amica a cui avete aperto Kate è la l'unica che testa potrebbe e darci una ci mano. fai un È dalla favore. sua Fare più pazzo. Cypher le stava urlando contro, magari lei Faccio non pure gli lecca questo. il culo come pensiamo. Ci vive lì dentro, Marie, ci paga l'affitto in quel culo, in pratica. Potrebbe venderci di nuovo. Che è quello che farà al 100%. Non credo sia dalla sua parte e il nemico del mio nemico È un nemico in più. Può anche andare a fanculo. Questa è una pessima idea. è un'idea Bonsoir, disperata. Ciao, Pierluigi. Pierluigi, L'unica che buonasera. mi è venuta in No, per mente. lui ti stavo pensando oggi, devo Quindi, essere se per caso a sincero. voi due ne fosse venuta una migliore, mi piacerebbe sentirla. No, volete fare a botte, mi sa che è l'unica cosa. No, c'è l'incontro da fare, per forza. Sì. Sentite, mi hanno costretto a dire quelle stronzate. Non avevi scelta, vero? Jordan, hai cercato di uccidermi e hai deciso di vantartene davanti a tutta l'università. Io Possiamo non ho mai... calmarci tutti per un secondo? Noi siamo dalla stessa parte. Balle. So che odi Cypher tanto quanto noi. Trovate un Non accordo, uniamo fate forze. pace, siete Che amici. cosa ti fa credere che Con non i provi superpoteri. Cypher a dirgli quello che avete in mente? Ascoltaci e basta. Se non ti piace, non dovremmo più rivolgerci la parola. Ci sta. È un accordo, mi sembra. Sì. Vi volete bene, prego, entrate. Bene, ma no. Accomodatevi. Questa è la scena. No, sai qual è la cosa che fa un po' ridere? Jordan, un personaggio, ha detto sempre il fatto io voglio essere più non voglio girare sempre da uomo. Però siccome a livello di attori poi aveva pure a killato, non so quando asci solamente un o due scene, quindi ogni 3 o 4 Devi diventava schiacciare maschio ogni tanto, così. sì, Penso a ciò che sì. provi Senta, è ci sta, possibile. ci Quindi sta. se ti dicessero La giusta ne aveva tutte. No, pensaci, a noi sembra No, un'ottima ci sta. idea. Il giusto Uno screen bravo. time a tutti e due, tanto siete lo stesso PG, tanto divertente come meccanica fare lo stesso personaggio. Vuole che si uccidano a vicenda come un imperatore? Per lei sta diventando una rivoluzionaria, mettiamola così. Non lo so. Può darsi. Porca troia. E sperano che Kate lo fermerà. Non lo farà mai. Poi Già, c'è un colpa messaggio dello del stupido Peppino e discorso di Christian Jordan. mi ha inviato una Non foto. era Un attimo, se è stupido, importante era il fatto di coraggioso. Peppino, magari. Non mai sapere. Allora, Sentiamo aspettate un solo secondo. un attimo. Non sto ricordando. Ok, tutto a Ho il posto. setto deviato. Fatto. Giustamente, sempre. Tipo, tuffa tuffa bomba. E Sarò ti tappi il fatta. naso, vabbè. Vabbè. Ma dobbiamo fermare il combattimento? Oh, e come? Che cosa possiamo fare? Beh, come ho detto, ci daremo al sabotaggio. Noi possiamo usare i nostri poteri per Ok. spaccare tutto. È completamente Sì. strafatta. Io divento gigantesca. Harper, tu diventi chiunque per un minuto. Sì, esatto. Strano. E alle... Tu che sai Allora, fare? Che poteri c'ha? Niente di che, niente di speciale. dai, caccia il Ma dai, potere. non sarà tanto male. Sei stata messa Caccia il qui. Sì, potere. ma solo perché mio padre ha pagato la biblioteca. Ah! Big soldi. Che stai a fare? Va bene, ok. Dai, mostra potere. Io riesco a manipolare i miei ricci, tipo Medusa, ma senza serpenti. È una figata. Fammi vedere. Cioè, muove i capelli. No, A dire il madame. vero, Sì, non intendevo sì. proprio i Capite? capelli. Fai. No, aspetta. No. Già. Ok. No, zio, che potere di merda. grandioso. Sì, Vuoi sì. vedere? Non adesso. Ci torneremo. Come cazzo E fai? devi fare un Ma costume se- aperto e Ma ti fai se- uscire i Fammi peli da vedere i lì. miei poteri. Ho capito, gli sono capitati Una cose vita di... di merda, posso Sì, dire. io posso farlo Ho solo quando capito. distruggo la mia autostima. Ecco, sai, E il disturbo alimentare? non è un disturbo. Oh, è Greg, mio fratello. Sa volare. Nascondiamo tutto. Lo sa fare. Tranquilla, anche lui è uno Starlighter. Alli, Salve. sorellina, ti voglio bene, ma mi devi pagare l'erba. Ah, ehi. Aspetta.
Cazzo. Ti conosco. Seguiamo un corso insieme. Ciao. Ciao. Ah, il ragazzo che gli ha parlato di Cerca nuovo di l'altra farsi volta. bocciare da Modesty Monarch. Sì. Ok, nuovo interesse Lo romantico. rispetto. Fatto. E l'altro l'ha mandato a Qatar. L'ultimo Pago io, potrebbe uccidere tutti in una frazione di secondo. Grazie. Lui, mo, qual è il suo Non ho problema? mai visto i suoi poteri. È una delle cose che lo rendono più inquietante. Non gli hai mai letto nel pensiero? Non ci riesco. Stupri mentalmente solo gli amici? Jordan, Però Jordan, Ci ho tu, provato 1 milione di volte. Ma invano, e non si avvicina mai abbastanza da toccarlo. Ah, quindi è inutile, non possiamo fare un cazzo. Magari ha qualche segreto imbarazzante e possiamo ricattarlo con quello. Questo di segreti ne ha Nasconde tantissimi. qualcosa. A casa sua c'è un uomo di guardia e dentro c'è una porta blindata. Non c'era quando ci viveva Shetty. Si sente come un ronzio dall'interno. non riesco a immaginare che Macchina. poteri possa E avere cosa? seriamente. Non lo so, Mi ma in ogni disturba caso sta per lui è cosa. importante. Secondo me sa qualche fare una nessuno buona veda. carbonara, te l'ho detto pure l'altra volta. dobbiamo entrare in Vedi quella come te casa. lo dico. Non è Ti esplosiva. rendi Sì. conto che saremo morti se ci scopre? Non lo farà. La pasta che si muove Perché tipo sa come che- fa lei col sangue, eccetera, eccetera, e blocca i nemici. Voleva addestrarmi. Avrete abbastanza tempo. Non esiste. Non sai che cosa ti farà. Cypher non vuole farmi del male. Vuole Al che sia momento. tu a farlo. Nella leggendaria Ecco. storia della In realtà no, God vuole che tu alcuni faccia male a incontri Jordan, diventano per esempio, battaglie, alcune Oh. battaglie diventano miti e alcuni miti diventano divinità. Va bene. Oggi la storia va si bene, ripete. Va bene. Da un lato chi ha scelto il suo genere e la malvagità, dall'altro chi Non è è- nato con l'eroismo nel sangue. Non mi Bloodbender sembra contro sia proprio così, Genderbender. però va bene. Una sfida all'ultimo sangue, solo per una sera, in diretta su VOD Pay Per View. Porca troia! Avete girato lo spot pubblicitario? Ci hanno fatto un deepfake. Cristo santo. Non c'è Oh, bisogno, stai già leggendo i ma commenti? oggigiorno. Non farlo. Sono brutali. All'uscita del trailer di Scambiati, le persone hanno detto cose orribili. Te ne leggo uno. Kate ha ragione. Jordan mente ed è una testa di cazzo. Ascoltami, quante volte tranquillo. devo chiederti scusa perché mi perdoni? Che ne dici di una cazzo? Jordan, ti chiedo scusa. Dico davvero, non meriti questo. Più o meno. Una come volta si è io messa non nel meritavo mezzo che con i provasse a commenti uccidermi. finti e ce l'hanno Questa è mostrato una durante ragione. tutta la serie. Dovevo E capire lei che era non la avevi fatto preferita larga di quando ti tutti è sei diventata scopato in quell'assistente poco con i tempo zoccoli. la Vuoi tornare così indietro? la Perché persona da ricordo evitare a qualcuno che ha tutti i ingoiato costi, una mettiamola bottiglia di così. rum e 4 Ok, cazzi nel bagno molto di un bene, ristorante per molto famiglie. bene. Ok, altre buone notizie. Ok. Quei cazzi appartenevano allo stesso ragazzo, che era un gran fico. Aveva il cellulare attaccato alla cintura, Jordan. Credo che potrei avercela con te per sempre. E lo odio. Oh, non sembra il caso, Sì, io. anch'io. È Vabbè, stato bello ciò che hai detto di Andre. non la capisco. E sono Ci avete contenta che tu tradito. abbia raccontato la verità. No, fate pace. Cypher se ne va. Ma perché? Ma quello che uscirà fuori che è l'essere più potente dell'universo, Manipola perché va quel sulla tizio bicicletta in questo modo? Sì, sì. Sì. Ok. Quindi non ha la super velocità, o non la mostra. Non sa volare. O non Ero vuole qui l'altro farsi giorno a vedere. trovare il rettore e ho lasciato una cosa dentro casa, perciò dovrai farci entrare. Scusate, niente visitatori. Ok, allora ho bisogno che tu ci dia le chiavi di Senza casa. appiccio motore. Dopodiché, fuori dalle palle, scorda di averci visto. Certo, lo faccio. Ah, è tornato il potere, però è poco. Pochino. Ma questo si ammazza, aspetta. No, non fanno quello che lei dice. Che sta facendo? No, e non il nano. Scopa un ognomo da giardino. No, Perché? Ok, No. senti, i miei poteri non funzionano molto bene, perciò deve un po' raddrizzare l'intensità con le intenzioni di quello che dice. Non trovi il nesso tra dammi le chiavi e scopati il nano. Non c'è, capi, collegamento, non lo trovo. Forse in inglese c'era un modo di dire Possibile. meglio, magari. Possibile. Signorina attenta,
Ok, a posto. Senti, lei se ne scurava un po' sulla mano. No, ci sarebbe stato un problema poi la chiave che non andava. Capito? Avresti dovuto dirmelo. Jordan, è successo perché tu mi hai spappolato il cervello. Se i tuoi Vabbè, poteri non meglio funzionano, questo non dici che cazzo. prendi la pistola e sparati un colpo Non l'ha fatto. in testa. Sta rimescolando le interiora di un ognomo. L'amore non Quello è conosce Gianluca, limiti, dai. si Quello è scova Gianluca, sì, ignoranti. sì, sì. Come si è aperta così facilmente? Lo zio. Ok. Lo zio. Chi c'è qua dentro, C'è mo? Soldatino. C'è È Soldatone. tutta roba di un certo periodo storico. Aspetta, questo è il tubone dove stava Soldatino. Sembra una delle capsule per Soldatino. Quindi mo c'è il Soldatino lì dentro, c'è qualcun altro. Oppure del preside proprio. No, guarda, chi c'è dentro? Fai videocamera? Lui. Ma no. Questo sai chi è? Questo è il dottor Golkin, che è ancora vivo in realtà. Lo tengono in vita così. Eccolo. Dicono che nella vita basti impegnarsi per avere il lieto fine. Da quelle di Robin Williams. Sì, produttiva, ma non in burnout. Viaggia tanto, ma paga il mutuo. Pensa alla carriera, ma metti su famiglia. Fingi, sorridi, crolla, reagisci, rispondi, crolla! Marta, ma per te cos'è davvero importante? Mettere a fuoco ciò che provi è possibile. Quindi se ti dicessero Dovresti farti vedere da uno bravo. Questa è una buona pensaci, pubblicità. a noi sembra un'ottima idea. Uno bravo. Infatti molti ne parlano bene di questo servizio qua. L'ho già sentito pure io. Oh, bene, sei puntuale. Allenamento? Addestramento. Non devo combattere con nessuno. Ma certo, con te stessa. Qualcun altro prende lezioni private? O sono l'unica fortunata? Lo faccio solo con gli studenti, i cui poteri valgono il mio tempo. Lei ne sa molto di poteri. Che tu sei Odessa. Sì, è vero. È per questo che è a capo dell'università? L'ultimo rettore ha confezionato un virus per ucciderci tutti. Lo standard era basso. Mettiti qui. Voglio che tu sposti una di quelle sacche di sangue sul tavolo a fianco. La vera sfida è quella di spostare il sangue senza far esplodere la sottile sacca di plastica che lo contiene. Quindi trasportarlo con delicatezza e non farlo fuoriuscire. Vabbè, questo giustamente tutorial Ok. per il controllo. Ok. Anche se non lo ti fa Fallo, esplodere. ti conviene. Quando puoi combattere con lui lo puoi affrontare meglio, capi? Ma la prima si Poi lui non se ne fa manco del fatto che lei potrebbe farlo esplodere. Cioè, le basta che si gira e tu esplodi. Ma Allora, no. aspetta, già non è scoppiata dal tavolo. Brava. Non ti emoziona Focus. Usa la forza. Ecco, l'ha perso. Cazzaro. Però già... Oh, Per essere il primo tentativo direi che è andato di merda. Riprova? Che cazzo Ma di come? senso ha tutto questo? signor Preside, Io non ci riesco. troppo così. Perché ci stai rimuginando troppo. Devi smettere di pensare e sentirlo. Connettiti con ogni singola cellula di quella sacca, come se facesse parte del tuo corpo. Ok, stia calmo, Yoda. Hai ragione, scusa. Grazie. Già, te la voglio- butto lì, te la butto lì. Che Ha lo potrà mai stesso potere succedere se ci suo. riesco? Hanno lo stesso potere, sì. Miracoli oltre la tua Solo che lui è il livello master, ma come lo usa un'altra volta muore e schiatta. E mo insegna a lei ad usarlo per bene. Abbassa la mano, quella non serve a niente. Devi Quella è Star sentirlo. Wars, è un'altra cosa. È vero, puoi anche non... Cioè, tu lo puoi fare dal nulla. Non dai manco il Sì, che segnale. lei sente il collegamento con tutte le piastrine, eccetera, come Ma gli ha no, però spiegato dà l'altra volta. forza. Sì, ci sta. Però se usi solo il cervelletto, li sposti tutti insieme. Ok, hai ottenuto il power up. A posto. Piano. Professore, ho completato il test, posso andare? Fatto. Fatto. Meraviglioso. L'hai sentito, vero?
Ora quello che hai sentito con Patriota davanti fa uscire tutto da dentro e si risolve tutti i problemi. Gold International Hotel and Spa, Genderbender contro Bloodbender. Vivetela con noi su Unsafe Spaces. Ok, proviamoci, va bene? Bisogna pompare l'evento. Non funzionerà. È troppo strano con te che mi fissi. È per questo che mi hai portata qui. Non è così facile se non vomito. Ho bisogno di sentirmi Piccola. una vera cacca. Tutte le volte. Senti, è solo un trucco da attori. Quando Daniel Day-Lewis deve piangere, ripensa a quando si è schiacciato le palle. È così che ha vinto l'Oscar. C'hai i propri sistemi. Oh, cosa? Almeno non mi sto infilando le dita in gola. Sì, ok, sì. Senti, lascia perdere. Prova a diventare gigantesca. È ancora più dura. No, ascolta. Perché non pensi a quello che Senti a persone che non posso dire a causa della mancanza di ausili uditivi. Allora, se non ci può sentire. Fanculo. È una perdita di tempo. Se diciamo quello testa di vitello. Tu sei l'unica a cui Ali abbia detto dei suoi poteri. Sì, il microfono è attivo. Allora. Savoiardo. Solo che è una cosa importante per lei. Ricordi quando il tuo amico ha detto di credere in La te mano e c'è, hai però non iniziato ci a sente, crederci capito? Harper, sei Vabbè, prima o poi risolverà. Ne siamo certi. E anche Quello. sei una fonte di ispirazione o una cosa simile. Merda. Saluto affettuoso e uno si vede dopo tanto tempo, si saluta così con affetto. Però l'hai fatta adesso, cioè letteralmente 2 minuti fa. Già, ma fai 3 blocchi come l'altra volta nella parte centrale. L'ultimo blocco. Allora, Gianmarco, ecco, mentre c'è l'ultima pubblicità, facciamo un attimo una pausa. Sì, devo fare un piccolo annuncino adesso, poi lo ripeto dopo perché è una cosa che devi sapere anche tu. Non ho capito? Perciò Sacche il titolo. Sacche di Sacche. Wisebot, saluti a Vincenzo e Gianmarco, i nostri preziosi amici. Grazie mille Wisebot, lei è molto gentile. Allora Gianmarco, così poi quello che non sente, noi l'annuncio l'abbiamo fatto, lui se lo recupera in qualche modo, o tanto lo diremo di nuovo dopo. Allora Gianmarco, nei prossimi giorni, non so ancora di preciso quando, però una delle serie in cui verrai qua, ci sarà una live a sorpresa. Una cosa che non sai neanche tu. No. No, è una cosa proprio che non sai, una cosa che non ti aspetti. No, non voglio sapere. Tu verrai qua, io ti dirò il pomeriggio, stasera c'è quella live, tu devi venire qui, ti devi sedere. Ecco, questa te la posso dire, e giochiamo insieme, together. Perché insieme è meglio. Va bene. E lo faremo tutto in live così in un certo modo. Sì. Basta che non mi devo spogliare nudo. No, già, ma non c'è bisogno. Cioè, mi piace. No, lo so, però non mi sembra il caso. Non mi sembra il caso. Poi se quello che facciamo lo richiede, quello è un altro discorso. Ma non penso, Gianma, non penso. E da quando? Siamo tutti sacche di sangue che camminano e parlano. Patriotto, risolto il problema. E se dovessi uccidere Elon? È per questo che gli diamo i nomi delle teste. Avrà Elon? No, ma no. Fatto un piccolo dissing. No. Beh, non lo farai, perché vuoi sapere che cos'è il progetto dei Sette. Diciamo che il messaggio, chi la pensa in un certo modo è il cattivo, quello lo stai mandando proprio Non so di che cosa parla. Andiamo. diretto. Marie, lo so che sai che c'ero quando sei nata e hai scoperto che fai parte di qualcosa chiamato Odessa. Ehi, lo scopo di questa università era... Ma tu leggi il pensiero? Cristo, ricomincia con le stronzate alla Yoda, ma che diavolo significa? Thomas Godolkin ha dedicato la vita allo sviluppo di super sempre più potenti e se mi dai ascolto potresti essere tu. Il super più potente mai uscito dalla Godolkin, anzi il super più potente che la VOT abbia mai visto. Sì, certo, più potente anche di Patriota. Perché la VOT vorrebbe questo? Perché Patriota vorrebbe questo? Vuoi dirmi che l'idea non ti intriga per niente?
Però stai evitando la domanda. Perché non rispondi? Patriota, giocando di intelligenza, il nemico mio mortale è meglio che me lo faccio amico, per quanto possibile. Sai che ti dico? Secondo me Patriota non sa manco cazzo, così. Patriota è convinto, secondo me, che loro stanno ancora sotto controllo, sotto sorveglianza carceraria. Ad Caterina. Io ti dico la mia. Prego. Mod Boys è l'ultima stagione? Di Generation V, questa è l'ultima di Generation V. Ok. Quando esce The Boys è l'ultima di The Boys. Ok, e poi c'è anche quell'altra ambientata nel passato. Sì, quello è un prequel. Ok. Un prequel, sì. Pensiero mio così spontaneo. Mod Boys finisce perché il Patriota alla fine verrà fatto fuori, caput, eccetera, eccetera. No, capire. Muore Butcher, eccetera, eccetera. Terranno il mondo di The Boys e porteranno avanti la storia in un altro modo con lei e qualche altro personaggio. Cioè, ma pensiamola in un'ottica economica. Amazon dice non faccio più niente su The Boys perché è finita. No, questa hai ragione. E a me starebbe pure bene, mi chiudi il ciclo con Patriota, metti qui qualcosa per l'ultima stagione di The Boys. In quella prequel metti l'oscuro presidente nascosto, il segreto nel passato. Esatto. Ti collega a qualcosa di nuovo. Tieni il mondo, ok, comunque un mondo è del tutto strutturato per bene. Se ci fai altre puntate, altre cose, togliendo Patriota, ma continuando questa storia in un certo modo. Tra l'altro tu lo potresti ambientare in qualunque parte del mondo. Ma assolutamente. Reale che come il nostro ci sono dei super. Assolutamente. Devo io vedere in Italia che c'è Capitan Salvini. Non penso c'è Capitan Salvini. Sì, la capra sta salendo, però credo che la capra esploderà. Asak, non farla esplodere. Ce la fa, ce la fa. No, attento che gli fai scoppiare. Era lui, è stato lui. Ce l'ha pure lui il potere, già te l'ho detto. Vance, porta Julia Fox. Julia Fox. Parenti di Megan Fox, forse. È un nome molto specifico. Quindi ora lavoriamo con stronze assassine, bugiarde e traditrici. Fantastico. Emma, è temporale. Sì, va bene, l'ho visto nel film. In ogni squadra c'è un membro psicopatico che tradisce gli altri e rovina tutto. La voglio al pompelmo, stronza. Poi, ma tu vai, tu, che mica capisci pompelmo. Perdonami, pure tu però. E che cazzo? Che sta guardando di preciso? Cypher tiene un vecchio in una camera iperbarica a casa sua. Porca troia. E chi è? Non lo sanno, ma è uno scroto gigante. È Deadpool che non riesce a rigenerarsi. Io ho qualcosa. Guarda, dopo un cartino. Cypher non è un super. Aspetta. Tra l'altro in questo periodo mi sono messo a leggere i manga isekai che ho visto hanno avuto un grosso incremento. Alcuni di essi mi sono piaciuti davvero molto, paradossalmente sono molto istruttivi. Vediamo se riesco a recuperare un po' di tempo, c'ho un po' di cosine da leggere, da recuperarmi. Ah, finalmente. Torna un po' indietro. Che è successo? Torna. Aspetta. Vai. A casa sua. Porca troia. E chi? Non lo sanno, ma è uno scroto gigante in una lattina. No, ha skippato. Oddio, aspetta, ha skippato. Troppo indietro. Vai qua. Trovato niente? Lascia qua. Falle vedere. Senti che dice. Che sta guardando di preciso? Cypher tiene un vecchio in una camera iperbarica a casa sua. Porca troia. E chi è? Non lo sanno, ma è uno scroto gigante in una lattina. Dovremmo essere su di giri. Io ho qualcosa. Cypher non è un super. Di che stai parlando? Non sappiamo quali poteri abbia, perché non ne ha nessuno. È un umano. Non ha alcun senso. Non c'è traccia di V nel suo sistema. Io lo sento. Ah, gli ha fatto un check rapido. Puoi manipolarlo e fargli fare qualunque cosa noi vogliamo. No, ce l'ha il potere. Sì. È un supernaturale, non c'ha il gemino. Lui è veramente lui è un super vero. Nel vero senso della parola, Faccio l'amore sì. con la spillatrice, in quel caso funzionano. Puoi Sì, è spiegarti vero. meglio? E questo si vedrà nel prequel. Come hanno scoperto sì, sta razza sì. che ha sti poteri e come hanno estratto quello che gli è servito per il... Perché cazzo sei qui allora?
per creare il sono buco. stata clemente e ho perdonato voi stronzi per avermi scombinata. Oh, sono spariti. Tipo, per sempre. No, troverò il modo di riprendermi. Devo solo... Oh, no. Che c'è? Viviamo in un mondo di telecamere, stupida. Ti ho vista, inaccettabile. Cypher, vuole vedermi. Fallo. Sei impazzita. Vorrà uccidermi. Lui non ha nessun potere, Kate. Però... Aspetta. Ma metti un microfono. Un microfono? La Odd non si fa fregare, ha messo questo a capo di tutto e questo non c'ha poteri né altro. Ammettere di essere umano. Aspetta un attimo. Aspetta un Andiamo, un momento. rettore umano all'università per soli super. Kate, hai detto che nascondeva qualcosa, avevi ragione. È questo il segreto. Marie, Perché non la dindi il biscotto? Se Perdonami. inizio a fargli delle domande, mi scoprirà. E poi mi perquisiranno prima che possa vederlo. Non ho modo di portarmi dietro una telecamera. Lo faccio io. Posso farcela. E come? Ho una squadra. Tu fallo parlare. Io mi occupo del resto. Vai. Vai. Ti faccio una teoria assurda. Vai. Buttala dentro. Potrebbe essere la cosa più impossibile del mondo, Vai, ma potrebbe. vai. Ti faccio vedere la cosa in un altro modo. C'è il vecchio dentro quella capsula. Il vecchio, come hai detto tu, è Thomas Godolkin. È lui. Ma ti dirò di più. Cypher, a sua volta, è anche lui Thomas Godolkin, perché il potere di Thomas Godolkin è trasferire la sua coscienza in altri corpi, ma deve rimanere in vita per poterlo Deve fare. tenere in vita il corpo originale. Quindi quello è Thomas Godolkin e lei non rileva il V nel suo sangue perché il corpo di Cypher, tra virgolette, il V non È un ce l'ha. corpo normale. È una possessione, lo zio. Te la posso proprio giocare. Ti No, sparo sta ma ci mina, potrebbe così. essere. Ti sparo una mina. Quindi in realtà potrebbe Splendida avere serata qui al trilioni Vault di anni. International Hotel and Spa, ma le previsioni dicono che ci sarà una pioggia di sangue. Sono Dan Goodwin qui con il mio collega Vicor. Ma è il Spero Viper che è siate quello... pronti Sì, è per lui. vedere un po' di azione. Qualche Benvenuti VIP su Unsafe nascosto, Spaces. Jordan Lee, che ha spezzato il cuore a tutti con le sue menzogne, combatterà contro Marie Non Moreau, la studentessa penso. migliore della Godolkin. E sta per succedere proprio qui, su PSN 3. Fate abbonamento al PS. Sì, no, e poi tutti a vedere l'evento perché è una cosa normale da andare a vedere, insomma, ci sta. Per questo lui non è cambiato, perché anche chi prende il potere comunque invecchia dopo e Ti quant'altro. preserva il corpo in qualche modo. Per forza. Vestito rosso perché sangue, pure la paletta. È la più piccola che ho trovato. Passerà per lo scarico, è resistente all'acqua e ha anche il Bluetooth. Perfetto. Ehi, volevo dirti che i tuoi poteri sono... Ah, è vero, anche poi Si è preparata lo Zenet. Sì, Gianmarco, come no, tu sono conosci il tuo potere e giochi di intelligenza. Ho pensato al tuo nome da supereroe. là. Mortal Pube. Mortal Pube. Mortal Ho Pube. solo 10 secondi per passare! Vestiti. Giustamente devi acchiappare a quello che c'ha la traslazione nei muri, correre qua. Va, è spaccato. Però ce l'hanno fatta. Ok. Quindi mo lei userà il suo potere vagino. Aspetta. Oddio, è vero, mi fa vedere il pezzaccio, la pestagna. No, che usciranno dal pantalone e tutti Vabbè, però che qua attaccheranno. fai vedere cazzi, buchi di culo. Vabbè, cioè, ma... Ah, ci guardiamo la merda qui, no, non stiamo guardando, ma anzi. Sembra un po' eccessivo. Molto bella. Ciao Francesco. Buonasera, signor Francesco. Fossero tutte così le merde, faccelo, sarebbe molto piacente come cosa. Questa era la guardia. Lui è scovatore de Avrai nanos. l'uccello dolorante. Svuota la borsa. Già è pronto per il dialogo. A posto. Direttore. Soltanto io e te.
Nessun testimone. Madonna. Rilassati, Kate. Volevo un po' di privacy. Non succederà niente di brutto stasera. Lo apprezzo, grazie. Aspetta 2 secondi Almeno però. non a te. Ah, Non posso ok. garantire lo stesso per la tua spalla, Jordan. Per questa tutta... Mo succede qualcosa alla fine dove Jordan passerà un brutto quarto d'ora. E anche qualcosa in più. Jordan. Sto bene. Quindi che si sente l'audio, non so se si dovrebbe sentire per il copyright. Non devi essere forte adesso. Ah, si è preso la schermata. Ah, grazie mille, Francesco. Poi vediamo il Ok. vediamo il voto. Vabbè che noi abbiamo parlato sopra, quindi comunque non dovrebbero esserci problemi, però grazie. Vedi che sei utile quando passi per il canale e ti palesi, lo No, vedi? perché in realtà l'audio non tu ti puoi far sentire, sono i video che non si possono vedere, come quando reatti agli No, vabbè, anime. tanto comunque ci abbiamo parlato sopra, abbiamo messo pausa, quindi non è l'audio uno ad uno. Senza di me siete meno del terreno che il cappello. No, non esagerare. Uno ti fanno mezzo complimento subito. Con calma. Poi dice perché sua madre non gli vuole bene. Normale. È il mistero della vita. Allora, state accorte che tu potresti fare brutta fine stasera. Ma che è tutto finito? Questo mo lui ci muore. Aspetta un attimino. Aspetta un momento. Vabbè. Questo sembra il momento dell'addio, ma non vorrei dirlo, Lo però. è un bel po'. Ok, ognuno sa quello che deve sapere, Giamma. Ok. Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. A posto. Oh, ehi. No. Oh no. Questo è un problema. Questo è un problema. Corri, corri, corri tanto. Dai che ce la fai, dai. Non ce l'ha fatta, Giamma. Non ce l'ha fatta. Gentiluomo, adesso aspetta un attimino. Aspetta un momento. Aspetta un momento. Dici prima chi è, poi capiamo se è un E questo è il figlio di Thomas Godolphin. È un cerchio che si chiude da solo ormai, da qualunque punto lo guardi, così va a finire. Sì, potere vaginale. Eccolo. Ti ho detto da sopra il pantalone, lo facevo vedere. Vabbè, ha fatto un po' di Tipo Peter Parker con le ragnatele che mo si chiude tutto. Ecco, a posto, vedi? A posto, fatto. Vabbè, mo si passerà all'acqua. Tanto è riuscito ad arrivare a una zona dove respira, è uscito arriva. dall'accesso. A posto. Vai. Dici qualcosa di te. Non ci sta credendo mai nella vita. Ma proprio mai. Niente proprio.
Come esci da un gabinetto? No, mo dovresti diventare grande. So fare le lasagne. Oh no. No, aspetta, oggi. Oh no. È troppo preciso il tempismo. Troppo preciso. Oggi, che Non cazzo... fare bordello che ti sente. Che cazzo è onnisciente? Lo zio vede tutto. Mo o c'ha qualcosa al posto del pene? Oh no, Gianmarco, no, No, è no. caccol. No, la natura chiamava... Oh no, tutto scrotopalle. Vabbè. No, tutto buccio di culo. Oh no, si è salvata giusto in tempo, Gianmarco. Ma non uscire da davanti, figa. No, aspetta, aspetta, aspetta. Con calma. Questa è una missione di merda, Gianmarco, nel vero senso della parola. Ok, però ce l'ha fatta. Come cazzo che Non passa sotto. Passa da dietro. Vabbè, Gianmarco, sono ragazzi, stanno studiando adesso. Gato, aspetta un attimo che finisce di cacare e poi esci. Gianmarco, forse l'odore era insopportabile, capi? Vabbè, Metti lo la dire, situazione. cazzo. Metti che il suo superpotere è fare il cacco puzzo, quello puzzolente, pesante. Che ne sai? Oh, peci Scusa. radioattive. Che ne sai che uno non c'ha un potere così in sto mondo? Dici tu, dopo la vagina allungabile. Cioè, io mi aspetto di tutto ormai. A me non si è sporcata di merda. Almeno quello. No. Ecco. Giusto in tempo. Non è di parte, siamo per amore di ci mancherebbe altro. Il problema sono le capre dietro che si fanno mettere i bui in testa, quello è il vero problema. Però questo è un mondo non reale, accade solo qui questo, non accade pure nella nostra vita reale, mi sembra, non so. Ormai non so. Che cazzo sei? Qui muore qualcuno, Gianmarco, adesso aspetta. Chi ci lascia dei tanti? Così non so più se fidarmi o meno a questo punto, magari lo è, non lo so. No, se lui lo uccide, cioè non ci sarebbe problema, però se solo un umano non è così la verità. No. Ok, quindi perché sei stato messo lì?
Lo Zimo flexa qualcosa di potentissimo. Sì, 2 secondi e muore qualcuno qua. Aspetta un attimo. Sì, incazzatevi, tanto loro si vogliono bene lo stesso. No, ma non lo fai. Lo Zimo lo ammazza. Lo Zi sa tutto. Sa tutto. Lui ogni volta sa sempre ogni Lo singola Zi, allora è cosa. onnisciente. È l'unica cosa. È onnisciente. Sei un misto di super intelligenza più sensi potenziati, più qualche potere puoi leggere. C'hai tutti i poteri in realtà tu. Un momento. Eh. Certo. Oh, se puzzi tu, madonna mia. Ecco, mo sta usando il suo potere. Lui fa incazzare la gente. Ciao, Adesso posso dirvi. Aspetta, Ecco. Lui fa incazzare la gente. Ah, comanda proprio le persone. allora è totalmente broken. Oh, livello marionetta, Più o meno quello che Gianmarco. avevo detto io prima, però, possessione. Sì, ecco. È Lui può possessione. controllare completamente le persone. Buonanotte, quello, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, buonanotte, riposati un pochino, che già pure l'altra sera stavi super stanco e sei andato a letto prima. Riposati. Quindi oggi prima è stato lui che le ha fatto controllare i poteri, cioè grazie a lui che lei è riuscita Ma a fare mo, quella cosa. tu mo devi mettere in dubbio dal primo momento Tutto. tutte le scene che abbiamo visto finora, Tutto. perché può essere che in realtà Ha i personaggi fatto non tutto. hanno agito di volontà No. propria. Però credo gli serva il contatto visivo per Aspetta che mo funzionare. scoppia lei, aspetta. No, così. Aspetta un attimo. Mo perde il sacchetto. Molla, molla! Molla! Non è concentrata sui poteri. Si è ripresa all'ultimo. Questo faceva Ploffete. Secondo me Però aspetta. mi serve il contatto, così. Ah, ok, sembrava sangue a terra, invece era all'ombra. Deve avere un contatto visivo Sì. con la vittima lui, ok. Forse. Credo di sì. Mo Cioè, lei... deve avere un debuff. aspetta. Però non lo sapremo stavolta. Che hai detto, scusami? Deve avere un debuff. Ci deve stare un debuff, per forza. Un debuff ci deve Ok, stare. ottima puntata. Perché io Ottima. lavorerà presso Culo. No, poi vai tranquillo. No, ma vai a riposati. riposare, non ti preoccupare, tanto noi qua siamo pure domani. L'importante è che ti riposi, ti riprendi, così poi ti possiamo bannare dal canale con più piacere. Vai tranquillo, Se nessun qualcosa problema. non va, noi siamo qua, ti ascoltiamo, lo sai, non ti preoccupare. Allora, non c'è nessuna scena extra. Bella puntata, vero questa? Sì. Questa puntata VIP. Ah, quindi non è una serie di merda come stava dicendo Francesco. Ma Francesco non gli piace niente. Vabbè. Giusto per chiedere. Allora, io stacco il tempo che avvio Silent Hill e ci facciamo un po' di esplorazione in città. Ho fatto qualche piccola ottimizzazione, forse dovrebbe andare meglio. Ne è uscita patch, non è uscito niente. Un'altra cosa. Anzi, no, facciamocela diversamente. Stai dimenticando un dettaglio. Per crearci l'atmosfera horror. Vediamoci prima Marble Hornets. Così ci facciamo un po' di cachino. Poi facciamo il cagone. Esattamente. Ok. Allora, giusto il tempo che preparo il tutto e ce la vediamo. Viva la rivoluzione, sempre. Buonanotte a te, quindi quello. Buonanotte, quello.